Ghirada blindata dalle prime ore del mattino. Ad attendere Sua Altezza Reale George Tupou V una schiera di fotografi insieme ai rappresentanti delle maggiori istituzioni e diverse autorità del mondo politico e sportivo. Ore 11 arriva puntuale e scende da un'auto di lusso con tutto il seguito. Si concede ai giornalisti per un saluto. Just to say hello to Treviso, to the people from here. Oh, that's it. Well, thank you for your welcome. It's very kind of you. Ma subito la visita deve proseguire e non c'è tempo per tante parole. Sorry, no parlo italiano. Yeah, sorry. Ad accompagnarlo il barone Federico Bianchi di Mogliano, da cui è ospite in questa sua vacanza trevigiana, conosciuto l'anno scorso in occasione della sua incoronazione a re di Tonga. 1 anno e mezzo fa mi aveva chiesto se ero intenzionato a produrre il vino per l'incoronazione. Incoronazione in grande stile, con 1200 invitati tra capi di Stato e case reali. Un uomo abituato al lusso, ma delle maniere gentili e dai gusti semplici. Le piacciono molto le fettuccine. Le guardie del corpo non lo perdono di vista un attimo e seguono passo passo la sua visita ai campi sportivi. Presentazioni ufficiali e foto di gruppo. Consegna della maglia della squadra e della federazione italiana. E poi se ne va, lo aspetta un viaggio di ritorno di oltre 20.000 chilometri. Io mi auguro di poter avere l'occasione di andare a vederla magari di persona a quell'isola, perché è anche difficile da trovarla su internet. Goodbye! Bye.